per prendere il via. Rivediamo assieme lo schieramento. Incomprensibile per noi questo ritardo da parte dello starter. Frattanto, nota di cronaca. Detto questo, torniamo a rivedere le atlete pronte. Si stanno addormentando quasi ai blocchi di partenza. Sì, scusa Bleggi, mi sembra importante sottolineare che per la prima volta nei 200 metri non c'è da molti anni in finale Marisa Masullo, che ha vinto ben 42 maglie tricolori tra gare al coperto e gare all'aperto da moltissimi anni e detiene il massimo numero di maglie azzurre, ben 65 volte in nazionale. Il vento è calato pressoché nullo. Sì, che però spira in direzione contraria alla marcia delle atlete. Gira molto comunque il vento all'interno dello stadio, il caldo è sempre notevole e l'umidità pure. Birolini, Dal Bianco, Gallina, Uccellini, Ferian, Mascia, Bigazzi e Caddeo. Al comando Daniela Ferian, di un niente sulle altre, eccola al centro dello schieramento. Viene avanti bene Giada Gallina e poi spunta la Dal Bianco, Giada Gallina, Ferian, attenzione, Giada Gallina e poi da questa parte forse Laura Mascia per il secondo posto. E da rivedere comunque l'arrivo per il secondo e il terzo posto, Mascia, Ferian probabilmente, Giada Gallina comunque 23,93. 23,93 sarebbe il terzo tempo della stagione dopo il 23,87 già citato dalla Ferian e lo stesso 23,87 di Giada Gallina, con la quale l'atleta della PAF Verona, l'atleta friulana, ha vinto i societari di Arzignano. Vediamo in versione frontale. C'è stata una specie di tira e molla, una fisarmonica fra la Daniela Ferian, che in maglia bianca, pantaloncini verdi al centro dello schieramento, vedete pettorale numero 37, e Giada Gallina, che però è riuscita a prevalere sulle fotocellule proprio in questo istante. Vedete da questa parte qui in sesta corsia Laura Mascia dell'Associazione Sportiva dell'Ogu di Nuoro, che per noi ha conquistato la seconda posizione. Possiamo fare un attimo particolare, la Mascia qui seconda non figurava nelle prime 10 quest'anno in Italia nella lista dei tempi. E ho paura che abbia, anzi quasi senz'altro avrà fatto il suo personale, forse no, 24,07 aveva la Mascia. Stiamo ad attendere il risultato ufficiale anche per aggiungere questo piccolo dettaglio alla cronaca di 200 femminili. Intanto la Gallina siamo riusciti ad avere i tempi 23,93, Mascia seconda 23,99, la Ferian terza come era stata. Rivediamo il bel tuffo per il secondo posto dell'atleta di Nuoro, Laura Mascia, vedete seconda davanti a Daniela Ferian terza e poi Donatella Dal Bianco quarta e poi Ilaria Uccellini quinta, così aveva completato lo schieramento per i primi 5 posti. Un'attesa di vedere la stessa gara per i maschi. Abbiamo Angelo Cipolloni Fiamme Gialle, Marco Veneziani Pordenonese Beretic Sport, poi Stefano Tagliaferri Fiamme Gialle, Carlo Occhiena Fiamme Oro, Ezio Madonia Fiamme Gialle, Alberto Giua Cagliari e poi Giovanni Puggioni Fiamme Gialle. Campione uscente Giorgio Marras, 21,05 lo scorso anno, e Marras è al comando, Marras senza avversari, Madonia e Occhiena per la seconda e terza posizione, Marras, Occhiena e Madonia, tempo 20,83, buono il 20,83 di Giorgio Marras, che è già iscritto ufficialmente ai 200 metri di Stoccarda, ai 200 metri ridati. Eredità pesante, sto pensando al più vecchio primato della storia dell'atletica, 9,72, ormai leggendario. E mentre rivediamo l'arrivo in versione frontale di 200 metri, vittoriosi di Giorgio Marras,